La comunità di Favara è in festa sabato scorso per i 50 anni di sacerdozio del parroco della chiesa San Vito, Don Diego Acquisto. Quest'ultimo, ordinato nella cattedrale di Agrigento il 29 giugno del 1963 da Monsignor Giovanni Battista Peruzzo, ha voluto anticipare di 2 settimane la festa, poiché sabato ricorreva il giorno liturgico di San Vito Martire, il santo siciliano a cui è dedicata la chiesa e che Don Diego guida da ben 44 anni. Il mezzo secolo del ministero sacerdotale è stato celebrato con una messa giubilare. Troppo piccola l'ottocentesca chiesa che per contenere la tanta gente accorsa dal largo esterno ha potuto assistere ugualmente alla celebrazione eucaristica che è stata proiettata in un maxi schermo. La funzione di ringraziamento è stata animata dalla corale Gerusalemme Pino Russello. In prima fila, oltre alle autorità cittadine, anche i familiari del parroco originario di Canicattì, particolarmente emozionata, la sorella di Don Diego, Eleonora Acquisto. Prima della benedizione ai fedeli, significative sono state le testimonianze dei parrocchiani che hanno messo in luce sia le doti umane che spirituali del sacerdote. Nei messaggi di affetto è emersa una figura di Don Diego poliedrica, un parroco che oltre a prendersi cura del suo gregge, negli anni, essendo anche un giornalista, è spesso intervenuto nel dibattito politico cittadino, elogiando e all'occorrenza bacchettando gli amministratori di turno. Chiusa la celebrazione religiosa, la festa si è spostata all'esterno dove anche l'amministrazione comunale di Favara ha voluto omaggiare il parroco di una targa celebrativa. Ricordiamo che Don Diego è anche cittadino onorario di Favara. Dopo i versi di augurio recitati dai poeti dialettali Mossuto e Sciortino, spazio alla festa. Festeggiamenti che hanno fatto rivivere quel quartiere che un tempo era quello con il maggior numero di parrocchiani, molti dei quali sabato scorso, nonostante siano trascorsi 44 anni, sono tornati per salutare il proprio parroco. Un traguardo importante quello che ha raggiunto oggi. Quali i suoi ricordi più belli e quale invece quello più brutto di questi anni? Ma ricordi belli ne ho tanti e ricordi brutti li dimentico, quindi affidiamo tutto al Signore e devo solo rendere grazie per tutto quello che il Signore ha fatto per me. Si è servito di me forse per fare anche un poco di bene. Rendo grazie al Signore di tutto e ringrazio per le persone, per le tante persone che ho incontrato di buona volontà, di spirito di fede, che mi hanno voluto bene, che mi hanno collaborato e mi hanno aiutato nel ministero. Cosa ha pensato quando ha saputo di essere stato assegnato alla città di Favara? Ma io sono stato assegnato a Favara al seminario subito dopo la mia ordinazione il 29 giugno 1963. Ho scelto questo giorno per la messa del ringraziamento perché oggi è San Vito e in pratica tutti questi 50 anni quasi li ho vissuto a San Vito, 44 anni direttamente come parroco, ma alcuni anni prima già venivo qui così per amicizia con Padre Seggio e lo collaboravo in parrocchia. A quale santo si è affidato lungo questi anni? I santi protettori qua di San Vito, soprattutto di qua Santa Rita, a San Vito e da qualche anno si è aggiunto Padre Pio, poi abbiamo San Pasquale che ci ricorda l'importanza dell'Eucaristia e la centralità che l'Eucaristia deve avere nella spiritualità cristiana. Quale obiettivo si pone allora per il futuro? Sono nelle mani del Signore, gli obiettivi li fa il Signore e man mano che noi riusciamo a capire qual è l'indicazione dello Spirito, anche tramite il Magistero della Chiesa, il Papa, Papa Francesco, il nostro Vescovo, il piano pastorale che ci viene offerto, cerchiamo di collaborare e fare quello che è possibile fare. Un ringraziamento in questi anni a chi lo vuole fare? Un ringraziamento lo devo fare anzitutto al Signore e poi a tutte le persone che mi hanno collaborato in parrocchia e nella città e devo dire che ne ho trovato tanta, proprio tanta collaborazione e sicuramente quello che ho ricevuto è molto, ma molto di più di quello che ho potuto dare.